Telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, di nuovo insieme anche per questa puntata di penalty. Ieri lo spazio del mercoledì dedicato al campionato di Serie D e ai 2 gironi del campionato di eccellenza, mentre invece in questa puntata, quella del giovedì in onda sul canale 19 di TVM Palermo, parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione, ma anche dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito e partiamo con il girone A di promozione. Si è giocata la quinta giornata, subito il tabellino dei risultati. Bagheria Calcio 1919 batte Camarat 5-0, Alba Alcomo 1928 batte Casteltermini 3-1, Città di San Vito Lo Capo batte Empedoclina 5-1, Gemini Calcio batte Marsala 1-0, Giardinellese batte Icarenze 2-1, Partinica Audace Cus Palermo 0-0, Parmonval batte San Giorgio Piana 2-0. Cade in casa il San Giorgio Piana, ma rimane ancora in vetta in questo girone A del campionato di promozione. Eccola qua la classifica. San Giorgio Piana 38 punti, 36 Città di San Vito Lo Capo, 34 punti Bagheria Calcio 1919, Gemini Calcio, con 32 Parmonval, 30 punti Marsala, con 28 Cus Palermo, 25 Camarat, 23 Partinica Audace ed Alba Alcamo 1928, con 20 punti il Casteltermini, 15 punti Empedoclina, 11 Giardinellese, chiude la classifica l'Icarenze con 0 punti. Lo sapevamo, siamo venuti qui appunto per fare la partita, perché venire qua per difendersi non avrebbe avuto senso, perché giocando contro una grande squadra con delle grandi individualità e cercare solo di pensare a difendersi non avrebbe, secondo me, portato a niente. Quindi l'abbiamo preparata cercando appunto di fare la partita, sapendo che dovevamo anche soffrire in alcuni frangenti della gara stessa, e insomma poi abbiamo fatto gol, abbiamo avuto qualche altra ripartenza, anche loro, però oggi abbiamo una grande prova, già venivamo da una grande prova col Bagheria, oggi abbiamo dimostrato secondo me di essere una grande squadra. Io ci ho creduto sempre su questi ragazzi, abbiamo perso alcuni punti dove insomma, secondo me dobbiamo fare mea culpa, però questa vittoria contro questa grande squadra ci dà consapevolezza che anche noi ci siamo sino alla fine. La squadra ha saputo soffrire, siamo rimasti in 10, non ci siamo disuniti, avevo alcuni giocatori con qualche problemino fisico hanno stretto i denti, ci siamo compattati, chi è entrato, oggi siamo stati la squadra che voglio io, ripeto, dopo la ottima prova di domenica ci siamo confermati e questo mi rende fiducioso. Anche chi ha delle caratteristiche diverse, vedi Sami e qualcun altro, si sono abbassati, hanno interpretato la gara al meglio, perché questo, come dico ai ragazzi, ho qualche elemento, forse anche qualcuno in più di categoria superiore che ha fatto sempre l'eccellenza, ma io dico che noi siamo in promozione, quindi la promozione ti fa soffrire, certe volte devi prendere la palla, allungare la squadra, e oggi questo è stato fatto, ripeto, e sono soddisfattissimo della mia squadra. Questa vittoria ci deve dare la consapevolezza che non possiamo fare più passi falsi, se non dico lottare per il primo posto perché siamo distanti, però se vogliamo stare fino lì fino alla fine, perché comunque la classifica è corta, e fare anche qualche altra vittoria ci permette appunto di rimanere nelle prime posizioni. E parliamo adesso del girone B.
Domenica si è disputata la quinta giornata di ritorno, eccola qua la schermata con i risultati. Atletico Messina batte Città di Galati 4-0, Città di Mistretta batte Nuova Azzurra Fenice 3-0, Aluntina batte Gioiosa 1-0, Sant'Angiolese Nuova Rinascita 1-1, Lascari Cefalù Rosmarino 2-2, Promende Calcio San Fratello 2-2 ed infine Aquila batte Valle del Mela Calcio 2-0. Con il pareggio fuori casa il Rosmarino continua ad essere leader in questo girone B del campionato di promozione. In classifica la troviamo al primo posto la squadra messinese con 40 punti, 39 Città di Mistretta, 38 Gioiosa, 33 Aquila, con 26 Nuova Rinascita. 24 punti Lascari Cefalù e Città di Galati, 23 punti Valle del Mela Calcio, 22 San Fratello con 21 Aluntina, 19 Sant'Angiolese, 17 punti Promende Calcio ed Atletico Messina. Chiude la classifica con 8 punti Nuova Azzurra Fenice. Missione molto complicata per il Lascari Cefalù che tra le mura amiche ospita il Rosmarino, prima forza del campionato di promozione siciliana girone B. La partita con le immagini prodotte dal nostro Pietro Piazza inizia proprio con una palla gol costruita dagli ospiti. Qui il lancio lungo alla ricerca di Cangemi, va a vuoto, qui in uscita Fiducia, la palla esce davvero di pochissimo, a Fiducia battuto. Poi minuto 21, calcio di punizione, uno schema per Frisenda che riesce a battere il portiere cefaludese e porta in vantaggio la sua squadra, Antonino Frisenda. Il gol del 1-0, poi azione manovrata sulla fascia di destra ancora del Rosmarino, con la palla messa in mezzo, vanno a vuoto tutti, arriva sul secondo palo, Zingale sbotta, 2-0 per il Rosmarino, raddoppio della squadra in tenuta bianca. O qualche protesta per una presunta posizione di fuorigioco sugli sviluppi dell'azione del gol. Poi però ancora il Rosmarino che attacca con lo scatenato Cangemi che si presenta al limite, calcia col destro a giro, colpisce il palo in pieno, a Fiducia ancora una volta battuto. Poi ancora Cangemi che innesca una nuova azione d'attacco, il cross per Arcuri, colpo di testa tutto solo, sbaglia da pochi passi il numero 7 del Rosmarino che attacca ancora, un monologo della squadra allenata da Tomasi. Qui ancora Cangemi che si presenta davanti a Fiducia, bravo questa volta il portiere del Lascari Cefalù a tenere in vita i suoi, e saranno parate importantissime perché al 44esimo su questo cross dalla destra sbaglia completamente l'uscita di Pane e allora arriva il gol da parte di Danny Moccero, chi se non lui a suonare la carica in casa Lascari Cefalù poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa per una ventina di minuti non succede nulla fino a questo break per vie centrali di Cicero, la palla ancora per Danny Moccero che si presenta davanti a Di Pane, lo batte e firma il 2-2, rimonta firmata Danny Moccero per un Lascari Cefalù che dimostra di non mollare mai. E al minuto 70 sugli sviluppi di questo calcio d'angolo un'occasione molto importante per arrivare addirittura al sorpasso, si salva la difesa del Rosmarino. Poi al minuto 72 se ne va a Cangemi che salta anche Fiducia, va a calciare nella porta vuota ma c'è Gatta ad opporsi e a dire di no. Poi ancora è il Lascari Cefalù che attacca con questa azione manovrata molto bella. Minuto 79, detta il passaggio del Nimocero, riceve, tenta la sforbiciata, c'è la parata in due tempi da parte di Di Pane ed è questa l'ultima occasione della partita, finisce 2-2. Alla prossima. Lo scontro in chiave salvezza tra Promenda e San Fratello finisce in parità e con gli ospiti che evitano la sconfitta in pieno extra time, che sono proprio i padroni di casa a provarci in apertura, ma anche la conclusione da parte di Carini non sorprende l'estremo ospite d'Amico. La risposta del San Fratello non si lascia attendere ed è firmata dall'ex della gara, De Gregorio Pasquale, che da posizione defilata col sinistro chiama Alleruzzo a rifugiarsi in angolo.
Partita vibrante con continui capovolgimenti di fronte, qui Carini si gira e calcia ma D'Amico risponde presente. Ancora la formazione giallorossa alla conclusione anche con trovato dal limite, palla di poco alta sulla traversa, è un buon momento per i locali e Antonio Impalà al momento di calciare trova però il decisivo intervento di Regina. Al 31esimo invece è il San Fratello a sbloccare la sfida quando Vergara col destro indirizza nell'angolo basso alla destra del portiere Alleruzzo, portando di fatto in vantaggio il San Fratello. Nonostante sotto di un gol la Promende prova subito a rimettere tutto in parità, la traversa di trovato e sulla ribattuta Carini insacca, ma il direttore di gara su indicazioni del secondo assistente ferma tutto per fuorigioco. Ancora i giallorossi al tiro con il pallone che finisce in porta, ma anche qui tutto fermo per fallo in attacco dei locali. Con le immagini ci spostiamo nel secondo tempo, ripresa altrettanto vibrante con la Promende che cerca con forza la rete del pareggio. Carini dal limite non trova il bersaglio grosso, dall'altra parte il San Fratello pericoloso con questo lancio in avanti per Vergara ed è decisiva l'uscita del portiere Alleruzzo. Poi la Promende che torna a spingere, il cross dal fondo per Carini che non inquadra lo specchio della porta. Insistono i lucesi, anche Arena di testa non riesce a fare centro, il pareggio arriva comunque al minuto 60 con il perfetto colpo di testa da parte di Pino che mette alle spalle del portiere D'Amico la rete dell'1-1. Promende che a questo punto vuole la vittoria e ci vuole un super D'Amico per negare la rete al destro di Giovanni Arena. Non è da meno il suo collega Alleruzzo che risponde presente sul piazzato di Praticò, ma poi sono i giallorossi ancora a cercare il gol del vantaggio che troverebbero con Carini, ma per la terza volta nel match viene annullata la rete, questa volta dal primo assistente arbitrale. Un gol invece che è buono, quello messo a segno al minuto 86 da Giovanni Arena che col sinistro incrocia nell'angolo più lontano dove D'Amico non può arrivare, facendo così Promende 2 San Fratello 1, quinto sigillo in campionato per l'esperto centrocampista giallorosso. Sembra fatta per la formazione lucese che poi si vede fermare dal primo assistente per una posizione di fuorigioco che sembra non esserci, e così al 97esimo, quando la partita sembra ormai finita, arriva il pareggio del San Fratello con Vergara che di testa batte Alleruzzo e fissa il punteggio sul 2-2, doppietta personale e che gli vale come terzo centro in campionato. Finisce così, la Promende sale in classifica a quota 17 punti e rimane al terzultimo posto in zona playout, mentre il San Fratello si conferma a metà classifica con 22 punti. Vittoria di fondamentale importanza per l'Aquila Bafia che sbanca il comunale di Giammoro, eppure è il Valle del Mela ad approcciare bene alla sfida, sfiorando subito il vantaggio per due volte, prima con Razà che di testa manda al lato la punizione di Giordano e poi con Trimboli il cui tiro è respinto in scivolata da Foti. L'Aquila prova la reazione e reclama due rigori al 17esimo per un presunto mani in aria e poi per un presunto contatto tra Terranova e Di Santoro, sui quali il signor Di Carlo lascia giocare. Il dischetto di Palermo dice di no anche a due penalty invocati dai locali su Trimboli prima e subito dopo per un presunto mani di Laquidara. Nel finale di frazione bafiesi minacciosi con la punizione di Laquidara ben respinta da Maceri. Nella ripresa però l'Aquila torna in campo rigenerata dalle direttive del proprio tecnico Caragliano e così dopo la traversa colpita da Aloe al primo minuto e la parata di Maceri sul colpo di testa di Pergolizzi dal corner successivo, i bafiesi passano al minuto 50 su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di battaglia su Pergolizzi e con Di Santoro che dal dischetto spiazza Maceri portando in vantaggio i suoi, siglando così il suo secondo sigillo in maglia bafiese. L'1-0 galvanizza l'Aquila che 3 minuti dopo trova anche il gol del raddoppio quando Pergolizzi raccoglie il cross di Laquidara e di testa mette alle spalle di Maceri, facendo così Valle del Mela 0, Aquila Bafia 2 e per l'esperto difensore biancorosso si tratta della prima rete in
in campionato. Il Valle del Mela non ci sta e prova con forza a rientrare in partita, ma la conclusione di Arena al minuto 65, il colpo di testa di D'Amico al 73esimo, la botta da fuori di Trimboli 60 secondi più tardi e la girata acrobatica di D'Amico al minuto 79 non centrano lo specchio della porta difeso da Sottile. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non trova nemmeno l'Aquila con Di Santoro che ricevuta palla da Cariolo calcia di poco a lato. Bafiesi che la potrebbero chiudere al minuto 86 ma l'ex Cariolo si fa ipnotizzare da Maceri. L'attaccante dell'Aquila ci riprova anche al 93esimo ma l'estremo giallo-rosso riesce a sbrogliare la matassa. Il 2-0 finale consegna all'Aquila il punto numero 33 che permette ai bafiesi di confermarsi al quarto posto in classifica, meno 5 dalla gioiosa terzo, mentre il Valle del Mela rimane fermo a 23 punti a più 6 sulla zona play-out. È la volta adesso del girone C. Solo un risultato a sorpresa nel girone C del campionato di promozione questa settimana. Guardiamo il tabellino degli incontri che si sono proprio disputati. Santa Domenica Vittoria batte Città di Aci Sant'Antonio 4-1, Belpasso FC 2014 batte Città di Aci Catena 2-0, Città di Calatabbiano Ace Galatea 1-1, Nicosia batte Valdinisi Calcio 5-0, Caggi batte Sant'Alessio 1-0, Real Aci batte Villarosa 2-1 ed infine RSC Riposto batte Real Suttano 6-3. Vittoria del Real Aci con la contemporanea sconfitta del Città di Aci Sant'Antonio. Guardiamo la classifica. La squadra acese continua ad essere leader in classifica con 44 punti, 38 Nicosia insieme al Città di Aci Sant'Antonio, 36 Belpasso FC 2014, 35 RSC Riposto, con 26 Villarosa, 23 punti Sant'Alessio Aci e Galatea, con 22 Valdinisi Calcio, con 21 Santa Domenica Vittoria, 16 punti Real Suttano, con 13 il Caggi, con 8 Città di Calatabbiano, chiude la classifica il Città di Aci Catena con 5 punti. La sconfitta del Città di Sant'Antonio sul campo del Santa Domenica Vittoria concede una ghiotta chance al Real Aci per allungare in testa la classifica. Partenza lanciata del Reale che attacca sulla destra con Carbonaro, il traversone intercetta da basso, poi mischia all'interno dell'area, Bangura riesce a liberare. Sul pallone arriva Cannone, Cannone prova il mancino dalla distanza, blocca sicuro Tabascio. Pandolfo rinvia subito veloce con le mani e serve Cannone. Cannone prolunga verso De Leonardis che lascia sul posto Tabasso, può accelerare De Leonardis che entra in aria. De Leonardis al centro per Carbonaro che non riesce a dare forza col tacco. Continuano ad attaccare a sinistra gli accesi. De Leonardis scambia con Cannone che prova il traversone, perde Emanuele di testa sul fondo. 27esimo, punizione dalla destra affidata a Strano. Strano la mette in mezzo per Carbonaro, di un soffio fuori. Un quarto d'ora alla fine del primo tempo. Sardo per Tomacchio, lancia in profondità sulla sinistra dove si defila De Leonardis. De Leonardis all'indietro da Cannone. Cannone uno sguardo in mezzo, il traversone per De Emanuele, il controllo, De Emanuele la lascia per Carbonaro che di destro torna a segnare dopo 2 partite a secco. Nino Carbonaro, 19 reti in campionato per il Bomber Granata. Camarà intercetta Sciuto, poi De Leonardis di nuovo da Sciuto, può ripartire Real Aci, Sciuto fermato con un fallaccio di Touré. Solo giallo per Touré, fallo davvero duro del difensore del Villarosa. Punizioni per il Real, la batte Cannone che cerca Carbonaro ma il suo colpo di testa è fuori bersaglio. Nella ripresa non cambia il copione del match, sono sempre padroni di casa ad avere il pallino del gioco. Qui lo dico, sbaglia lo stop, Tomarchio verticalizza subito verso Carbonaro. Interviene Castellana che sbaglia tutto, favorisce De Leonardis che salta un avversario, De Leonardis il destro. Tabascio ci mette una pezza. 54esimo, punizione dalla destra, la batte Strano. Dentro per De Emanuele di testa che sorprende Tabascio e firma il suo quinto gol in campionato. Il secondo nelle ultime 3 partite. Il fantasista Granata porta il Real Aci sul 2-0. Continua a premere il Real, punizione sempre di Strano. In mezzo per De Emanuele, ghiotta chance ma palla fuori. Primo cambio per Mister Manca, fuori Sciuto.
dentro le mura. Si fa vedere in avanti il Villarosa col passare dei minuti. Qui Lo Bartolo scambia con Folisi. La mette poi al centro sul secondo palo dove c'è Tabasso. Il controllo. Tabasso sul primo palo. Sorprende Pandolfo e accorcia le distanze. Strano, cede a Cannone. Cannone prolunga a sinistra dove c'è Le Mura completamente libero. Le Mura al centro per De Manuele. Di poco al lato. E l'ultima conclusione di De Manuele che lascia il campo. Al suo posto entra Mongelli. 81esimo, Pandolfo cerca la profondità verso Mongelli, attaccato da Lo Bartolo che commette fallo appoggiandosi su Mongelli. Poi proteste vibranti per questo fallo di Lo Bartolo che manda a quel paese l'arbitro e l'arbitro decide di mandare sotto la doccia Lo Bartolo, rosso diretto per lui. Un'altra sostituzione per Mister Manca, fuori Lopez, al suo posto entra Foti. Minuti di recupero, nervi sempre più tesi in casa Villarosa. Libro protesta vivacemente con l'arbitro che lo ammonisce. Insiste nelle proteste e l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta e va sotto la doccia anche Libro. 9 contro 11 in questo finale. Ultimi assalti degli ospiti, palla lunga di Tabasso, tutti in posizione regolare, scatta Ragoi. Dentro l'area di rigore, Ragoi, il sinistro, respinge Pandolfo, poi Palermo e si salva il Realaci con Tomacchio che subisce fallo. Vittoria meritata ma con brivido finale per il Realaci che supera di misura un Arcigno Villarosa. Un successo che permette alla squadra di Marcello Manca di allungare in vetta la classifica, portandosi così a +6 sull'accoppiata Sant'Antonio e Nicosia. Questo distacco però non può lasciare tranquilli gli acesi, ci sono ancora molte giornate e molte battaglie alla conclusione del campionato. Infatti già domenica prossima i Realini saranno attesi da una difficile trasferta contro il Belpasso, squadra impossibile da sottovalutare. Secondo successo consecutivo per la russo Sebastiano Calcio che bissa così l'ottima prova della scorsa giornata contro la Galatea, tornando a vincere peraltro tra le mura amiche dopo quasi un mese. Una grande prestazione quella degli uomini di Mister Gallo nonostante il rilassamento finale che per poco non rimetteva in gioco un Real Suttano che fino a quel momento aveva subito e come l'ondata bianco-blu. Bastano pochi minuti per la prima grande chance, Borzi scappa via, poi da ottima posizione manca il Guizzo che arriva al 9° minuto, gran cross di Platania, grande taglio sul primo palo di Fisichella che torna al gol dopo un mese, sblocca il match e fa 1-0. Poco dopo altra occasione per la RSC, ci prova stavolta Palazzolo su punizione, ottima risposta di Noto. Ancora padrone di casa ad attaccare, sempre gli ospiti a subire, punizione di Manoli che pesca Borzi, spedisce al lato. E allora minuto 26, riceve palla sempre il numero 8 Ripostese che avvia immediatamente la corsa devastante di Fisichella in campo aperto, sombrero sul primo avversario, saltato secco il secondo, poi fucilata sotto la traversa e tornato. GF9 il più forte di tutti, gol stratosferico 2-0. È un capolavoro quello di Fisichella che fa tutto da solo, 15 in campionato, 22 in stagione, di un'altra categoria. L'unico squillo del Real Suttano con questo destro dalla distanza su punizione presa plastica di Masias che fa sua la sfera a furia agonistica dei padroni di casa che non si placa. Minuto 1 della ripresa, superazione da sinistra verso destra che libera Tornitore per l'1 contro 1, cross forte sul secondo palo dove sbuca Alessio Emanuele che spacca la porta e fa 3-0. Non si accontenta però la Russo Calcio che spinge ancora, lo fa da azione d'angolo, 2 contro 1 che libera Palazzolo, tiro dal limite che sorprende Noto, sono 4 per i padroni di casa, la firma di Pietro Palazzolo. Siamo sempre da quelle parti, Manuli va via sulla sinistra, cross per Tornitore che non ci arriva invece
Fisichella che alza la testa, vede l'inserimento di Spitaleri che col sinistro buca l'angolo per il 5-0. Metà tempo però si sveglia il Real Suttano, forse si addormenta un po' la formazione di casa. Gran taglio qui di Favata che sorprende la difesa e poi col destro in buca d'angolo per il 5-1. Più avanti altra azione degli ospiti, qui riceve Ferrara che ha tanto campo davanti a sé, non trova opposizione, Siluro sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Masias e 5-2. Real Suttano che cerca in tutti i modi di dare un senso alla propria gara, qui Manuli si lascia portare via la sfera da Pilo che poi dal limite calcia con violenza e 5-3 al Luigi Averna, campanellino d'allarme che si attiva in casa RSC. Uomini di Mister Gallo che allora si rimettono in carreggiata. Puglisi pesca la sgasata di Bozzi che arriva da solo davanti al portiere, poi col destro piazzato nell'angolino basso chiude definitivamente i conti e fa 6-3. Di fatto sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al Luigi Averna di riposto, vince la RSC che tornerà in campo sabato contro il KG. Tre punti di fondamentale importanza nel recupero infrasettimanale per il Caggi che ha battuto di misura Laci e Galatea avvicinandosi con maggiore fiducia alla gara di Sant'Alessio. Non vi è altro rimedio se non la vittoria per i ragazzi di Giuseppe Adornetto che accorciano le distanze da Real Suttano e rosicchiano punti al Città di Calatabbiano immediatamente alle loro spalle. Giallo Granata che scendono in campo con Vecchio in porta, Santitto, Bambara, Mannino, Campanella, Donato, Batticiotto, Costanzo, Scalisi, Loiacono e Iannello. A disposizione Rando, Alaimo, Dallura, Mazza, Riccina, Criado, Saglimbeni, Di Natale e Vitale. Direzione arbitrale affidata al signor Domenico Leone di Agrigento coadiuvato da Francesco Di Venti di Enna e Amedeo Barbagallo di Acireale. Tutto pronto per il film del primo tempo, maglia giallo granata per il Caggi, Total White invece per la Polisportiva Sant'Alessio. Discreta la cornice di pubblico approfittando anche del sole che batte su Messina quest'oggi. Possiamo partire col film del primo tempo al 10°, prima chance per i padroni di casa, il pallone finisce in zona centrale per Branca che arma il destro da dimenticare la conclusione che finisce sul fondo. 18° ancora i locali con lancio di Mifa in zona Missale, va a vuoto il terzino del Caggi, Missale entra in area di rigore, prova a battere verso la porta, Vecchio respinge e poi la difesa allontana. Un primo tempo sicuramente non memorabile, finisce al 45° con 0 minuti di recupero e con 0 gol all'attivo, reti bianche tra Polisportiva Sant'Alessio e Caggi. Passiamo al film della ripresa, subito un cambio per i ragazzi del tecnico Adornetto con Di Natale che rileva sul terreno di gioco Iannello, minuto 51, prima chance della seconda frazione ancora per la Polisportiva Sant'Alessio e Loiacono che trova la chance dal limite, pallone che finisce sballato oltre la traversa, minuto 52, il rinvio dell'estremo difensore Vecchio viene solo sfiorato da Scalisi, buco nella difesa della Polisportiva Sant'Alessio, l'uscita del portiere lo batte così con questo lob Loiacono che poi deposita in rete approfittando anche della deviazione di un difensore. 0-1, gol pesantissimo quello del Caggi, ancora una rete possibilmente decisiva per Filippo Loiacono. Minuto 57, ancora la formazione di mister Adornetto in pressione e allora la Polisportiva Sant'Alessio sbanda il rinvio, sbatte su Scalisi, il pallone torna a Loiacono che vede il portiere fuori dai pali, prova a batterlo, sfera che però termina sul fondo, tentativo di reazione da parte della Polisportiva Sant'Alessio. Siamo al 60° scambio tra Loiacono e Missale con il primo che però trova un super Vecchio a chiudergli la strada e a recuperare il pallone. Minuto 61, finisce la partita di Costanzo, inizia quella di Criado. Minuto 65, di fatto la gara termina qui, rosso per Musumeci che rifila una testata allo Iacono e già ammonito il numero 6 della Polisportiva Sant'Alessio si becca il secondo cartellino giallo e va sotto la doccia. Minuto 70, esce proprio lo Iacono, man of the match dentro Saglimbeni. All'80° c'è spazio per Riccina al posto di Scalisi, poco dopo solo il triplice fischio per un Caggi che vince ancora, seconda vittoria consecutiva e tanto ossigeno.
Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Domenica 4 si è svolta la quinta giornata di ritorno, guardiamo i risultati. Città di Avola 2020 batte Pro Ragusa 2-0, SC Palazzolo batte Città di Canicattini 5-0, Megara 1908 Frigentini 0-0, Priolo Gargallo Mister Bianco Calcio 0-0, Scicli batte Villaggio Sant'Agata 3-0, Vittoria batte Mascalucia San Pio X 6-0, Vizzini Calcio che vince per rinuncia 3-0 contro la Virtus Ispica 2020. E ancora a testa tra Vittoria e Città di Avola 2020. Guardiamo la classifica. Vittoria al primo posto con 46, con 44 Città di Avola 2020, 40 punti Priolo, 35 Vizzini Calcio, 32 Megara 1908, con 31 punti il Palazzolo, con 29 il Frigentini, 24 Pro Ragusa, con 22 Mister Bianco Calcio, 21 Scicli, 15 punti Villaggio Sant'Agata, 8 punti per Città di Canicattini e Mascalucia San Pio X. Ultimo posto in classifica la Virtus Ispica con -1. È un Vittoria che non vuole lasciare nulla al caso, competitivo su più fronti in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Città di Avola in semifinale di Coppa Italia dopo aver superato al meglio i 180 minuti contro la Russo Sebastiano tra le protagoniste del girone C di promozione. Biancorossi ancora imbattuti dopo 17 partite, unici a mantenere questo primato nel campionato di promozione, ma conta più di tutti battere il Mascalucia San Pio X, penultimo in classifica a quota 8 e allenato da mister Santo Mazzullo. Vittoria che schiera Cirnigliere in porta, Leggio Sferrazza Pettinato, Russo, Santana, Floridia e Barbieri, De Vivo a supporto di Cannarozzi e di Au tandem offensivo. Inizia la partita, rimessa laterale, arriva in zona Sferrazza che di testa apre subito le marcature, 10 minuti il Vittoria è avanti al Gianni Cosimo. Minuto 14, ancora un'occasione per i biancorossi, la palla finisce in zona De Vivo, il servizio su Barbieri che calcia da posizione defilata trovando la risposta in calcio d'angolo di Leone. Minuto 15, calcio di punizione di De Vivo respinto da Leone, arriva la zampata di Russo che manda in rete e fa 2-0 Vittoria. Fin qui non c'è partita, al minuto 27 continuano a spingere quelli in maglia biancorossa. Barbieri apre a sinistra su Cannarozzi, il servizio è per Santana che vede De Vivo tutto solo, stop col sinistro, conclusione ancora col mancino, 3-0 in diagonale, ancora una rete, tris per il Vittoria. Minuto 38, non si ferma la formazione padrone di casa, cross dalla sinistra di Leggio, pesca Cannarozzi che trova la deviazione in calcio d'angolo di Leone. Minuto 39, ancora Vittoria, batti e ribatti in area di rigore, la sfera termina sui piedi di Barbieri che si coordina bene e mira l'incrocio dei pali, per poco non lo trova, entra Ardes in casa Vittoria, 43esimo, Leggio apre per Diaù, se la sposta sul destro, a giro meraviglioso il gol di Diaù, 4-0 in grande stile della Vittoria. Che pennellata all'Alessandro Del Piero, ancora un gol per i ragazzi di mister Ruffini. Minuto 47, Mascalucia che ci prova, cross di Aidala allontanato dalla difesa, c'è Gulisano che calcia trovando la deviazione in calcio d'angolo del portiere. Finisce così il primo tempo, di fatto la partita è già chiusa, 4-0 Vittoria. E come se non bastasse tocca anche a D'Agosta sul terreno di gioco, 52esimo, De Vivo per Pettinato. Signori, Davide Pettinato, ve lo presentiamo, difensore centrale di ruolo tra i calciatori più vincenti dell'ultima decade siciliana, e 5-0, un Eurogol anche per Davide Pettinato. Minuto 57, entra Ventura al posto di Cannarozzi. Minuto 63, Mascalucia, palla per Prestian che si coordina, calcia mandando il pallone largo, sostituzione Vittoria, entra Mititelu al posto di Diaù. Minuto 65, occasione proprio per la formazione biancorossa, cross dalla destra per D'Agosta, la controlla, si gira, manda di poco sul fondo. Minuto 69, Prestian tra i più attivi del Mascalucia, dalla sinistra si accentra e calcia, trova la traversa, sfortunato il calciatore della formazione ospite. 73esimo, palla in profondità per il Pocio. D'Agosta si ritrova davanti al portiere e non è un errore da lui, la mette fuori. Minuto 75, c'è uno schema su calcio di punizione che va a liberare al cross D'Agosta, tutto fatto con i giri giusti perché sul secondo palo arriva Mititelu. Che spettacolo questo Vittoria, siamo sul 6-0. Minuto 77, Leggio per Ventura, cerca sul secondo palo D'Agosta che arriva puntuale, non è la giornata giusta per il Pocio che non trova una rete. Minuto 79, palla in profondità per Leggio che di controbalzo
rimbalzo trova solamente il fondo, entra Di Caro per De Vivo al minuto 88, cross dalla destra sempre D'Agosta che manda in rete, ma stavolta il gol glielo cancella l'assistente per fuorigioco. Finisce la partita, il Vittoria supera nettamente per 6-0 il Mascalucia ed è ancora primo nel campionato di promozione. Ci mangiamo le mani perché potevi portare a casa i 3 punti, però ripeto, fa parte della crescita di sti ragazzi e quando hai 3 chiare palle gol devi infilare la palla là dentro e il Mister Bianco è una squadra di categoria e di conseguenza vai incontro a questi brutti pareggi, però questo è il quinto risultato utile di fila. Non ci dobbiamo mai dimenticare, insomma, quello che stanno facendo sti ragazzi, è normale, siamo abituati male, venivamo da 5 vittorie, 4 vittorie di fila, però ci sta, oggi abbiamo 6 assenti e ho dovuto cambiare la formazione all'inizio per un altro problema. Insomma, fa parte del percorso di un campionato, ecco, e bisogna rimboccarsi le maniche e alzare l'asticella ancora di più se si vuole andare oltre, ecco. Ma io penso che già questi ragazzi stanno andando oltre ogni previsione, ecco. A questo punto del campionato nessuno ti regala niente, ma come prima noi nessuno ci regala niente e per porci un nuovo obiettivo dobbiamo alzare l'asticella tutti e farci trovare pronti, senza dimenticarci che abbiamo giocato con 4-5 under dall'inizio, insomma, è tanta roba. Penso che tutti avremmo messo la firma su essere su 3 gennaio, 4 con 40 punti, perciò stanno facendo una vera e propria impresa sportiva. Di conseguenza andiamo lì a giocarcela a viso aperto, come siamo abituati noi a fare, e poi il campo darà il suo verdetto. Si volta pagina, parliamo adesso di prima categoria, subito il rullo con i risultati, le classifiche dei 6 gironi di questa stagione.
Sono contento della vittoria perché abbiamo giocato con una grande squadra. Devo dire che forse per quelle che abbiamo incontrato qui in casa è la squadra forse più forte che abbiamo incontrato. Ci hanno messo in difficoltà, specialmente i primi 20 minuti. Al gol che abbiamo subito abbiamo avuto anche la forza però di reagire e diciamo, ribaltare il risultato sul 2-1. Devo dire che lì nel secondo tempo forse siamo riusciti a tenere meglio le distanze, loro hanno avuto qualche difficoltà nelle loro giocate, però ripeto ci è andata bene. Per i ragazzi devo complimentarmi con tutti, con quelli che hanno giocato all'inizio, con quelli che sono entrati, che hanno dato veramente un grande contributo per questa vittoria. Io dico sempre che le partite, qualsiasi partita, se non ci si mette qualcosa anche sotto l'aspetto della cattiveria calcistica intesa sportiva, le differenze le fanno lì e secondo me noi lì ci abbiamo messo molto. Il match si apre con un episodio un po' controverso, tanto recriminato da parte degli ospiti. Caponetto, lanciato a rete, viene fermato da un intervento difensivo di Cottone, probabilmente scomposto. Tuttavia, con l'aiuto delle immagini, possiamo chiaramente constatare come l'episodio avvenga abbondantemente fuori dall'area di rigore. Ci prova ancora il Città di Casteldaccia con una conclusione di d'acquisto, senza tuttavia impensierire più di tanto Bonfiglio. Proteste invece da parte del Sinagra Calcio al 20° di gioco, quando un rinvio di Cottone favorisce la corsa di Natalotto verso la rete, interrotta soltanto da un fischio abituale di offside dalle immagini inesistenti. Città di Casteldaccia ancora avanti con Caponetto, che penetra in area e va alla conclusione abbondantemente fuori dalla porta, difesa da Bonfiglio. Il Sinagra viene fuori nei minuti finali. Naciti tenta di sorprendere Chiello dalla distanza con la sfera di poco a lato. Natalotto, ben servito da Radici all'interno dell'area di rigore, svirgola la finalizzazione. Al minuto 43 arriva la pesantissima rete del vantaggio. Chiello non respinge nel migliore dei modi una conclusione di Natalotto, Fabiano Mancuso si avventa sulla sfera e sigla il vantaggio giallorosso. Durante i festeggiamenti per la marcatura, il numero 9 ospite d'acquisto scaraventa la sfera contro la nuca di Russo Battagliolo, sotto gli occhi del direttore di gara, costretto ad estrarre il cartellino rosso. Sulle ali dell'entusiasmo, il Sinagra Calcio va vicino al raddoppio con Leonacini. Solo un ottimo intervento di Chiello gli nega la gioia del gol. Nonostante l'inferiorità numerica, la ripresa si apre con gli ospiti alla ricerca del pari. Prima Bonfiglio è decisivo nel respingere con i piedi un'incursione di Boissy. Poi una conclusione di Gelfo si spegne sul fondo. Ghiotta occasione per il Città di Casteldaccia anche al minuto 75, quando un colpo di testa di Giglio passa di niente alto sopra la traversa. Luca Radici nel finale di gara spreca invece clamorosamente la palla del raddoppio, da solo a tu per tu con Chiello. Ma non c'è più tempo al comunale di Brolo. Sinagra Calcio Città di Casteldaccia termina 1-0. Come ormai consuetudine, grandi festeggiamenti per i giallorossi insieme ai propri calorosi tifosi, ma il pensiero è già rivolto all'ostica trasferta di sabato contro il Castellano.
La settima vittoria di fila per il Monforte arriva nel sentito derby casalingo contro il Torregrotta. I neroverdi per la quarta volta in stagione battono i rossoblù dopo i 2 successi anche in Coppa Sicilia e si confermano in maniera indiscussa in testa al girone C del campionato di prima categoria. E comunque il Monforte a sbloccare la sfida al secondo giro di lancette quando Venuti da fuori batte l'estremo torrese mettendo in discesa la gara per i suoi e firmando così il suo 8° sigillo in campionato, 13° stagionale dopo le 4 reti messe a segno il rossoblù in Coppa Sicilia. Il Torregrotta non ci sta e al minuto 8 riesce a trovare la rete del pareggio con Torre che presentatosi davanti a Celona lo batte col destro per il gol dell'1-1 e che gli vale come primo sigillo in maglia torrese. Ma è solo un fuoco di paglia, infatti il Monforte torna a spingere dopo la traversa colpita da Dama su punizione al 13° e la parata del portiere sulla conclusione di Bartuccio al 20°. I neroverdi si riportano in vantaggio con Dama che di testa gira in rete l'angolo di Bartuccio facendo così Monforte 2, Torregrotta 1 e gol numero 19 in campionato per il centravanti monfortese. Lo stesso Dama prova a colpire anche al minuto 26 ma il suo destro è respinto in tuffo dal portiere, mentre il tentativo di Tricamo dal limite alla mezz'ora di gioco non c'entra lo specchio della porta. Poi i locali reclamano 2 calci di rigore al 42° per una spinta su Venuti e 2 minuti dopo sempre su Venuti toccato in area da Triole con il direttore di gara che però concede solo punizione dal limite. Lo stesso Venuti al 46° va via di forza agli avversari e calcia a rete ma l'estremo rosso-blu risponde presente. Nel secondo tempo insiste il Monforte che a più riprese cerca la via del gol. Al 48° Gentilesca dalla distanza sfiora di poco il palo. 2 minuti dopo Bartuccio conclude con la palla che si perde larga alla destra del portiere. Al minuto 58 invece Dama a calciare da distanza ravvicinata il cross di Venuti ma l'estremo torrese gli dice di no. Al 60° è la Spada di testa a chiamare all'intervento il numero 1 del Torregrotta e 5 minuti più tardi il pallonetto di Venuti non sortisce l'effetto sperato. Rete che i neroverdi trovano comunque al minuto 71 quando dall'olio di testa mette in rete l'angolo di Gentilesca facendo così Monforte 3, Torregrotta 1 e per il difensore di casa è la terza rete in campionato. Nel finale ancora padroni di casa minacciosi con Mastroieni che impegna il portiere alla respinta al minuto 75 e lo stesso Mastroieni all'80° viene steso in aria dall'estremo torrese con l'arbitro che senza esitazioni indica il dischetto. Dagli 11 metri Dama non perdona il portiere rossoblu siglando così il definitivo 4-1 per i suoi e che gli vale come 20° sigillo in campionato, uno in meno rispetto a Lio Rotella del Torregrotta che guida la classifica cannonieri con 21 centri. Finisce così, il Monforte si porta a quota 50 punti e mantiene le 7 lunghezze di vantaggio sul Villafranca secondo. Una partita sicuramente all'inizio difficile perché comunque loro sono una bella squadra, organizzati e comunque noi abbiamo approcciato bene la partita, però abbiamo sbagliato tanti gol, infatti primo tempo 0-0 con tanto rammarico perché abbiamo creato tanto, però poi nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto e per fortuna abbiamo vinto. Dopo 6 partite in casa si ritorna in trasferta a Biancavilla, Campo Ostico, come si preparerà questa partita? Campo Ostico, come hai detto tu, si deve preparare bene, loro sono una squadra molto organizzata, vengono mi sembra da 2 vittorie consecutive e quindi aspettando la partita di domani e quindi niente, partita molto difficile, però noi siamo organizzati, andremo lì per cercare i 3 punti.
Un pareggio di prestigio e che ha rallentato la corsa solitaria in vetta della Gimnica Scordia. A conti fatti, il Città di Belpasso ha convinto sabato al Lucio Marino. Certo, un 2-2 non è una vittoria e i pareggi di fila, sotto la gestione tecnica di Angelo Spina, sono adesso 3, proprio in corrispondenza della chiamata in panchina del nuovo allenatore. Lo Scordia, non a caso primo del girone E e che annovera tra le fila gente del calibro di Pandolfo, Zumbo, Calì, Strano Romano, Anastasi, Favare e Sottile, quest'ultimo in gol al 14° con la rosa, non esente da colpe, si è inchinato alla reazione immediata del CDB che al 31° su angolo di Mondello ha subito messo le cose in chiaro con Marco Piana. Un gol di piena iniezione di fiducia e che ha lanciato forti segnali di predominio territoriale in un vorticoso finale di primo tempo, tutto sponda biancazzurra. Al 35° la traversa di Peppe Longo, sinistro straripante su assist di Mondello, e gol legittimo dell'attaccante di casa al 38°, deliziosamente architettato dallo stesso, con questo stop a metà campo e questa apertura per Cunzolo, con annesso cross da destra finalizzato sul secondo palo. Belpassesi su di giri, Scordia in down totale, con tante grazie all'arbitro contraffatto di Catania, piazzato a meno di 2 metri e senza ostacoli alla visuale, quando Piana viene platealmente steso da Strano. Niente rigore, solo 2-1 CDB e al cambio campo altra protesta, qui forse meno evidente della precedente ma concreta, a causa di questa fermata ai danni di Cunzolo lanciatissimo a rete. Al quarto d'ora è Lopresti a cercare Longo, ma la lucidità lì davanti non è quella del primo tempo. La Gimnica alla prima offensiva risponde e non fa sconti, ma i padroni di casa si dimenticano di Michalizzi a 2 dalla mezz'ora. Troppo facile di testa spedirla in rete, per questo sabato niente sogni di gloria biancazzurri. Un'altra tentata sorpresa di Sottile a 10 dalla fine per lo Scordia che per il resto costruisce mezze occasioni. Il Città di Belpasso si difende con giudizio ma rischia tantissimo quando Filistad alla rosa battuto coglie la traversa e in questo caso è la fortuna che sorride ai padroni di casa, che da parte loro si svegliano e nei minuti finali lasciano da parte ogni dislivello di classifiche e di mentalità, e con Consoli, il neoentrato Borzì, in campo per Aureliano, quindi Lopresti e alla fine Cunzolo vanno vicini al nuovo vantaggio. Sulla cattiveria sotto porta dovrà ancora lavorare Spina per vincere certe partite. E stesso discorso vale quando questa giocata Piana Cordella, altro subentrato come Chisera al posto di Lopresti e Bellavista al posto di Cunzolo nel finale, si vanifica tra le maglie difensive di uno Scordia in fondo costretto ad accontentarsi per l'atteggiamento di un combattivo Città di Belpasso che riparte adesso dai 21 punti in 18 giornate per affrontare nell'ordine 8 battaglie a cominciare dalla Tremestierese domenica a San Gregorio. Il Campanarazzo che vince, sorprende e diverte, non è più una sorpresa. 2 volte avanti, 2 volte ripreso e col solito carattere si riversa in avanti per mettere la firma a 4 dal termine al ritorno al successo dopo il pari amaro di rigore e di espulsione della scorsa in casa col Città di Belpasso. 33 punti, un terzo posto in pianta stabile, il ruolino è da passo promozione, sempre con profilo basso e step by step. Domenica la vera e propria prova di maturità a Siracusa col Real Belvedere che lo segue in classifica. Ma un Campanarazzo così può legittimamente sognare di insidiare anche la seconda piazza come qualcuno ha affermato a fine gara. Una partita, quella con la Tremestierese, condotta con propensione offensiva sin dalle prime battute. Alto un colpo di testa di Giuga che era andato a guadagnarsi questa palla da corner mettendo paura ai difensori avversari e ormai ripresosi definitivamente da infortunio in perfetta sintonia ambientale in linea con le prestazioni di inizio campionato, sarà lui a decidere il risultato, come Edu Sapienza, un 2006 da cose folli che nemmeno i seniores. Cambiato l'esecutore del tiro dalla bandierina, Michele Fazio, oggi titolare a centrocampo, in 5 minuti il Campanarazzo al secondo tentativo lì davanti ha già messo in discesa la contesa. Nella domenica delle assenze, Danilo Fazio e D'Arrigo, una voglia di sperimentare qualcosa di diverso ha stuzzicato Primo Rivoli. Celi terzino sinistro, il rientrante Roberto Testa difensore centrale, Motta a destra, ma questa non è una novità. E anche un secondo rigore incassato, Celi non vive un periodo fortunato con gli attaccanti, da Longo a Scuto si sono giocati 10 minuti in 7 giorni. In risposta a ogni possibile forma di difensivismo, riecco il Campanarazzo giocare a viso aperto
per cercare di ritrovare il vantaggio perduto al minuto 10, il secondo, come detto, sul rigore in 2 scenari distinti. Quindi Giuga, Michele Fazio, poi il russo da lontano, ancora più pericoloso a sorvolare la traversa. Azioni manovrate o palle inattive, lì davanti il Campanarazzo domina e c'è poco da obiettare. Giuga murato su assist di Palmeri, poi di Anfuso a campo aperto e poi in contestazione per un gol che i mister bianchesi realizzano, ma secondo l'arbitro Arculeo di Catania, in offside quando siamo allo scadere del primo tempo. Infine ancora Giuga, da fuori, dopo una respinta corta su incursione di Sapienza. La Tremestirese non regge il passo e quando c'è da difendere il Campanarazzo fa gruppo e fa squadra. Oppure interviene Giovanni Signorino. Al Toruccio La Piana finale di primo tempo 1-1 ci può stare, ma il Campanarazzo ha fatto di più. E al rientro in campo ne impiega 6 minuti per il 2-1. Palmeri per Miraglia che scende in corsia. Cross al centro dell'area di rigore dove Sapienza fa il bis, stavolta il sinistro è più sporco del precedente, ma efficace e pungente. Al 51esimo Campanarazzo 2, Tremestirese 1 e per Sapienza si tratta del quarto gol in campionato. Anfuso per Maugeri è uno dei 4 cambi operati da Rivoli e cade al minuto 64. Poi entreranno al posto di Palmeri Turi Mirabella, anche lui si è ristabilito e finalmente freccia in arco per il tecnico di casa. Nei minuti finali spazio a Miraglia per Giuga e Gelardi per Fazio. Gli ospiti iniziano ad attaccare, ma 0 occasioni da rete sul conto. Occasioni da rete che invece si manifestano dall'altro lato con Sapienza, vicinissimo alla tripla e non preciso qui. Esterno rete in solitaria. Così, a 9 dal termine, la Tremestirese punisce gli avversari su palla inattiva. Calcio d'angolo, irrompe Vitale che centra la traversa e poi coglie la rete da 0 metri, 2 pari all'81. Ma dopo 5 minuti si rovescia il destino della partita. Per il Campanarazzo è apoteosi pura. Un film, in effetti, già visto. Gianfranco Russo soggioga l'avversario e corre che ci sembra un millennial. Milazzo ci ragiona nel coordinarsi con Giuga, il centroboa. E il terzo atto del sorpasso è compiuto. Kevin Giuga rivede il gol dopo mesi e il secondo in stagione non segnava da ottobre sol perché evidentemente non giocava per vari problemi. 3-2 e standing ovation quando lascia il campo a Saro Miraglia, che subito può andare al poker, ma è prevedibile su assist, manco a dirlo di Russo. Poi minuti di recupero, resistenza pura da parte dei locali per portarsi a casa la 9ª vittoria stagionale. Il Campanarazzo con 33 punti fa il vuoto tra le prime 2, di nuovo vicine in lotta per la promozione, e il carro delle inseguitrici, ma attenzione al Belvedere, il prossimo avversario che di punti ne ha 28 e ha la seconda miglior difesa con 13 reti subite, una in meno dei mister bianchesi. Alla ricerca di una vittoria fondamentale nel viatico salvezza, il Sant'Anna Enna ospita l'Atletico Favara nel match valido per la 5ª giornata di ritorno del campionato di prima categoria. Ennesi reduci dalla vittoria nello scontro diretto contro la Barrese, Atletico Favara che nell'ultimo turno ha battuto 2-0 l'Aragona. Scorgiamo l'11 guidato da mister Ivan Orlando che schiera Giuliano Padrinicola, Pirrera, Dottore, Maesano Buscemi, Parisi, Simone Riccobene, Polito, Samuele Padrinicola, Menso e Francesco Riccobene a disposizione. Matraxia, Zodda, Mauceri, Davide Riccobene, Restivo, Algozzino, Guagenti, campione. E Colaleo dirige la partita il signor Giuseppe Guastella, sezione di Ragusa. Possiamo passare al film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Giuseppe Capraro. Passano 10 minuti alla prima occasione, riesce a passare l'Atletico Favara, lo presti in zona mediana, scucchiaia bene per Lentini che dalla destra irrompe in area, cerca la conclusione, inganna il portiere sul primo palo. 0-1 Atletico Favara dopo 10 minuti a Pergusa.
Minuto 12, calcio d'angolo, serve un super Padrinicola per togliere di fatto dalla porta il corner proveniente dalla destra. Minuto 17, tiro impreciso di Vaccaro al 20° e ancora Vaccaro che cerca il compagno Daudà che però calcia sul fondo. Queste le emozioni, poche a dire la verità, del primo tempo a Pergusa. 0-1 tra Sant'Anna N e Atletico Favara, fin qui decide la rete realizzata al 10° da Lentini. Possiamo partire col film del secondo tempo. Al 50° la prima chance offensiva, sembra partire meglio il Sant'Anna Enna che finalmente libera alla conclusione il proprio numero 10 Simone Riccobene che dalla lunga distanza non trova lo specchio della porta. Al 52° ancora un lancio a ingannare la retroguardia giallo-blu in zona Polito, va così a contatto col difensore Maglio. Per il direttore di gara è tutto ok, si può proseguire. Minuto 55, ancora Polito attivo a destra, il cross respinto male dalla difesa in zona mezzo. Questo l'intervento di Traoré in area, anche in questo caso per l'arbitro si può proseguire. Minuto 60, Vaccaro tra i più attivi in casa Atletico Favara, cerca il mancino, pallone che sfiora solamente il palo. Minuto 61, Menzo in area per Polito che cerca la conclusione di prima intenzione, respinge col piedone Schembri. A 5 dalla fine l'ultima offensiva, ancora Atletico Favara, cross per Piazza che da buona posizione senza marcature manda sul fondo, finisce di lì a poco a Pergusa. Il Sant'Anna Enna viene sorpreso tra le mura amiche dall'Atletico Favara che passa e conquista 3 punti con il gol di Lentini. Con lo spazio dedicato al campionato di prima categoria si chiude qui la puntata del giovedì di Penalty in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Trasmissione visibile anche attraverso la piattaforma HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo visibili anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo mercoledì prossimo sul canale 15 alle 15 con una nuova puntata di Penalty.